sentiamo una cosa. Questo è un generatore infinito di corrente, praticamente quando non vai a zonzo o quando non c'è il sole che carica le batterie tramite i pannelli solari, tu accendi questo generatore di corrente che va a GPL, ok? Quindi tu carichi a 60 centesimi al distributore il GPL, 60 centesimi ovviamente al litro, e ti carichi le batterie con questo e carichi a 70 Ah, figata, quindi hai l'elettricità infinita. Quest'altra cosa qui invece è il generatore infinito di soldi, praticamente si chiama lavoro, è una cosa che sta scomparendo in questo ultimo millennio, però un tempo cosa succedeva? La gente lavorava, non aveva redditi di cittadinanza, OnlyFans, collette su YouTube e quelle cose lì, e tramite questo lavoro per tutta la vita era capace di autosostenersi, cioè perdeva il lavoro, non gliene fregava un cazzo, cioè lui sapeva fare il lavoro, quindi ne trovava un altro, sapeva anche muoversi, sapeva arrangiarsi, sapeva avere questa mentalità costruttiva e progressista. E pertanto questo giochetto in sostanza mi consente di avere viaggi illimitati, benzina illimitata, sì benzina ma io no che brucio motore, gasolio illimitato e via discorrendo, figata. Mi fa morire i camperisti, no, che voi bene, voglio bene, perché loro praticamente si parcheggiano sempre tutti distanti eccetera, e va benissimo perché vogliono la solitudine eccetera, no? E va benissimo, però poi li vedi tutti qua che fanno il giretto attorno al tuo camper, che cercano di attaccare bottone, perché si annoiano, merda, Dio caro, guarda un altro, se appena arriva qua fuori. E io faccio finta di niente, mi scondo, scampo via, eccetera, eccetera, tu capivo? È sempre stato così, perché Singano prima di parlare raccoglie dati, quindi osserva tanto prima di dire una cosa, quindi poi crea delle statistiche e sulla base di queste statistiche può dire sì, ok, è vero, sono così. E io non vorrei essere antipatico, ma io evito questi camperisti che vogliono stare in solitaria, perché dopo quando ti beccano vanno avanti a parlare ore e ore e ore, mamma mia, a me la gente che parla ore proprio non la sopporto, Dio caro, e mi fanno perdere anche tempo di lavoro, porca miseria. I tedeschi invece no, questa è un'altra cosa che ho osservato, i tedeschi invece loro sì, vogliono fare i wild, no i wild, come cazzo si può dire, gli eremiti, eccetera, però io fa sul serio? Cioè, non te saluta neanche a muso duro, baretta fraccata, si dicono gli altri, così ti trovi un camperista tedesco, così, peso del singano Dio, così, che dopo risulto anche antipatico, però capisci, io non sono qui a fare la van life, a fare le ferie, hai capito? Io in camper ci vivo, ma soprattutto anche ci lavoro, insomma è il mio ufficio, quindi trovarmi sempre gente che vuole chiacchierare, ma non tu, non follower delle puntine, c'è proprio gente in generale, sti camperisti che vogliono chiacchierare ore e ore, e te me blocchi il lavoro, te me blocchi la senda, Dio caro. Ripeto, sono consapevolissimo che questa cosa è antipatica, quindi per fartela capire bene, aspetta che parlo piano perché io non manca qua fuori, aspetta che vai fuori che sei col cazzo. E ti faccio l'esempio, allora tu magari lavori in proprio, hai il tuo cantiere o la tua attività, aspetta che sto il caffè, e non so, te fa l'elettricista, ok? Ti si fare l'impianto a un cliente e arriva uno là a ciacquare, ti tende a mollare il tuo lavoro, devi mollare il tuo lavoro per andare a chiacchierare con questo qua, ovvio che ti incazzi, perché tu da professionista, da elettricista o da quello che sei, vai a ore, stai lavorando per fatturare, hai bisogno di fare qualcosa, produrre, capisci? Ecco spiegata la mia sustentabilità. Poi invece, se voglio essere veramente antipatico, allora sì, una cosa brutta, veramente, che dovrei vergognarmi a dirla, però io non ho peli nella lingua, non voglio mentire a nessuno, soprattutto a me stesso, è il fatto che, cioè, tu sconosciuto vieni da me, ma per darmi cosa? Cioè, nel senso, che scambio culturale c'è? Di cosa vuoi parlare? Del più, del meno, del tempo, del camper, cioè, capisci? E quindi mi rubi, non so, del tempo che io solitamente utilizzo per chiacchierare magari col Pasolini defunto tramite i suoi libri, piuttosto che con Seneca, con Epicuro e via discorrendo. Ecco, spiegato in un video l'antipatia di Singano, ciò che Alessia dice sempre, sembri un cagacazzi, perché
perché la vita è una, dai, semplicemente è così. Riassunto, paga, non sta a fare niente e cazzo tu se succede qualcosa. Io andrei anche avanti. Stai cagando? No, sto facendo Lo state facendo? la film live. Alla film live? Purple line on my track. Questo ragazzo è l'area camper di Ravenna, non so se è vicino al centro, non so niente, ha solo carico e scarico, è gratuita e quello lì esatto, a te interessa quello è un morello da Sky, vedi? Mentre quello è un signore che svuota la cacca. E non so, a 2 chilometri dal centro. Questo qui è un Sven simile a quello di Olfo, solo che ha il tetto alto. In sostanza i miei amici mi hanno detto talmente tante volte che si dice H3 che mi è entrato in mente, cioè, guarda qua un Concorde, sei tutti camper da Sky, perché sei tutti i crucchi, infatti vedi i tuoi target, no, che sei italiani questi camper, italiani, guarda, Poretti con tutto il rispetto, come me, i camper da Poretti, e tu sta sberega qua costerà un 200.000 euro. E quello lì al centro, quello che avevamo visto in fiera, però se ti ricordi il video, era 430.000, smart compresa. Oddio, non mi piace da lontana dal centro. Ora questo così è rodedo in parte, doppio asse si dice. È un crucco, vedi tu, tutti loro robe strane, vedi tu. Ovviamente anche al Morello è crucco. Paradiene a marca italiana, ma tutti i crucchi, Dio caro. Non mi piace per niente sto posto, però anche il garage. Però è tipo pulmino, cioè è enorme con le ruote microscopiche, però devo lavorare, insomma, ecco, quello stavo dicendo, e quindi mi tocca fermarmi qua, mi tocca. Pensavi ti che facevo ua tutto il tempo? No, Dio caro, o faccio ua o faturo. Questo qua è bellissimo perché ha l'ardinetta tutta in coda, solo che se c'è una salita ghiassa sul culo. Al Morello bisognerebbe impiantargli su delle litio perché da un'ora che è col motore acceso. Anche l'ammortizzatore dietro hai. Pausa al lavoro e che avevo voglia del McDonald's, mi era rimasta. Finalmente il freddo. Guarda che ufficio, guarda che sogno di ufficio. Si manca giusto là al centro lo schienale, là, ma Marilena di te che si deve farlo. Buongiorno Italia. L'area camper sarà anche a 2 km qualcosina dal centro di Ravenna, che è bello da visitare. Io non l'ho visto perché l'ho già visitato anni fa. Ma appena davanti all'area camper c'è questo parco molto grande dove puoi fare tutte le tue camminate e portare il cane. Guarda che roba, che sei un centenario, ragazzi. Chi va a camminare con i bacchetti. Beato colui che ha imparato ad apprezzare il sole che trafigge le foglie degli alberi. Lui è molto più ricco, non so, di Jeff Bezos, di Bill Gates, di tutti quei che vuoi. Ma non per l'albero non c'entra niente, è per il fatto di apprezzare le piccole cose, di godere delle piccole cose. In sintesi, di cos'altro ha bisogno quello? Che si chiama Parco Teodorico, è quello che hai visto al mausoleo di Teodorico. Adesso andiamo a vedere che cos'è. In sostanza dicono che è la più celebre costruzione funeraria degli Ostrogoti, però non si sa molto né sull'anno, dovrebbe essere attorno al 500, e neanche chi l'ha costruita. Si dice che sia stato Teodorico il Grande, però non è certo.
have I got to do to make you love me? What have I got to do to make you care? Cosa pensavi di fare te? No, hai già le tue crocchette, puoi andarle a usare, basta non te le pinci. E hai i piccioni che vuoi. Ciao Anare, era l'Anara come quella di Dennis, vedi tu? Quella col collo lungo là. Guarda che mistero. E Ciucciu che arriva, Adelina e Gwendalina bla bla. Tenta CP che ste qua e si incazza. Pepe, guarda. Aspetta perché sono curioso come fanno ad andare là. E CP fa finta di niente e si gira dall'altra parte. E CP. Ora sto qua con l'appartamento vintage, la ditta mi parcheggio là. Sì che gonfiate verde, guarda che bello. E dopo, ridendo e scherzando, tac, ti costruisce il condominio in parte che ti blocca la vista. Tu capisci come che funziona quel discorso. Il Morello è ancora col motore taccanga stamattina. Cazzo, ma muti su do panei sopra quel tetto, porca miseria. Ne ho presi due per rifare il bagno, guarda, leggermente turchese, neanche farlo apposta, e il resto legno chiaro, perfetto per il bagno. Ragazzo, mi permetto, chissà perché dico sempre ragazzo, forse non so, pensavo, magari se per Giacomo diventa grande sti video, una roba del genere, secondo me sì, anche se sì, beh, forse li guarderà, sì, forse no, chi lo sa. Ma comunque per tutti i bambini, per tutti i ragazzi giovani che cresceranno, chi lo sa. Comunque ti voglio dire, per carità, nella vita, come dice mia sorella, voglio sbagliare da sola, ha anche ragione, nella vita ci arriverai nelle cose sempre da solo sbagliando, però se ti vuoi fidare di me, così come ti sei fidato dei politici, della chiesa e di tutti i ciarlatani che ti hanno raccontato mille e più storielle che non hanno mai portato a nulla, fidati di questa cosa. Lavora tantissimo, ragazzo, per portarti in quello stato, ce ne sono miliardi di stati in cui devi arrivarti, però uno di quei miliardi di stati dove tu devi arrivare è quello dove tu ti ritrovi col frigo pieno, cioè con della cosa in frigo, e ti senti il più ricco del mondo. Guarda che questa è una cosa bellissima, veramente bella, una delle infinite cose belle che ti consente, non è che ti regala la vita, sto cazzo ti regala, nessuno ti regala niente, la vita ti consente di raggiungere e tu devi raggiungere. Scusate lo sfogo, ma non bastavano i crocchi che ci riempiono le aree camper perché da noi sono gratuiti, da loro no. Adesso anche noi italiani, perché dormiamo in macchina, non è che dobbiamo occupare i posti del camper, non siete un camper, cioè più che altro fossero attaccati alla corrente e dice una stufetta, no, così, però devono occupare un posto del camper perché dormono in auto, ma vaffanculo. What do I do when lightning strikes me and the way to find that you're not there? What do I do to make you want me? What do I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest one. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me sorry seems to be the hardest one.